Le colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, sono ora patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le Dolomiti è la casa di migliaia di viticoltori che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al loro lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza. Sono 3 le caratteristiche di valore universale da proteggere e valorizzare. La morfologia delle colline, che disposte in cordonate da est a ovest, formano una serie di rilievi irti e scoscesi, intervallati da piccole valli parallele tra loro. L'uomo ha saputo nei secoli adattarsi alle loro peculiarità, modellando le ripide pendenze e perfezionando le tecniche agricole. I ciglioni, particolari terrazzamenti dove per sostegno non si usano pietre, ma terra ed erba, rispettando il paesaggio e rendendo più solidi i versanti. Lo sviluppo di un paesaggio agrario a mosaico, nel quale tanti piccoli appezzamenti di vigneto, appartenenti alle diverse famiglie, sono intervallati da boschi e prati, che funzionano come efficace rete ecologica. Colline di Conegliano Valdobbiadene, un paesaggio da vivere, un patrimonio di tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di gala a chiusura di un momento davvero molto molto importante che vede coinvolti il nostro futuro, ovvero Letizia, cioè il nostro futuro da un punto di vista della cultura enogastronomica. Il cibo non è solo sostentamento o piacere di mangiare, ma rappresenta valori, simboli, significati e radici molto profonde. È conoscenza, cultura,
esperienza ed è identità la nostra, ed è proprio per questo che è necessario formare delle giovani gambe sulle quali far correre tutto questo. E non basta solo conoscere i piatti e la tecnica culinaria, ma è fondamentale avere delle solide conoscenze culturali, ed è questa gara che vede coinvolti ben allievi, docenti e dirigenti di 25 scuole provenienti da tutta Italia, in un certo qual modo vuole trasmettere. E non è solo la sfida, non è solo l'onore del podio che noi vivremo questa sera, ma anche l'emozione che ogni ragazzo che ha partecipato lascerà un po' di sé, delle proprie notti insonni, dello studio, delle prove, insomma la bellezza e la fatica che la cucina chiede anche nel servizio e nell'accoglienza. E quindi noi questa sera siamo qui e il contest premia i migliori studenti italiani del settore dell'enogastronomia, della sala bar e vendita, dell'accoglienza turistica. E questa è una gara che decreterà anche il miglior istituto alberghiero d'Italia, che riceverà il testimone dall'attuale campione in carica, l'Istituto Alfredo Beltrame, appunto di Vittorio Veneto. E qui con noi abbiamo la dirigente Letizia Cavallini. Grazie a tutti, benvenuti e benvenute. Io però vicino a me vorrei qualcun altro perché mi sento sola. Certo che sì. E quindi ti invito a chiamare i nostri illustri ospiti qui vicino a me. Abbiamo un po' di persone che hanno voglia di condividere con noi questo onore, questa bellezza. Soprattutto io con loro, perché gli devo molto. Certamente. Io chiamerei, in primis chiamerei il padrone di casa, in questo caso il signor Massimo Colomban, che è stato così gentile, se vuoi, per aprirci le case, le porte di questo splendido castello che ha moltissima storia da raccontare. Buonasera. Buonasera, grazie. È stata una sorpresa perché io ero arrivato qua solo per mangiare, ma mi chiedono di spiegare un po' la storia di questo castello. La storia inizia ai tempi dell'imperatore Claudio Augusto, quando fa questo castrum praticamente lungo la via imperiale Claudia Augusta. Ci sono ancora, purtroppo siamo nella parte nuova, che è molto funzionale. La parte più bella di questo castello sono tutte le altre parti che sono storiche, che partono dall'epoca romana e via via fino al 1700. E quindi avremo l'occasione di un invito ulteriore per venire a visitare queste parti che raccontano, si può dire, quasi 2 millenni di storia? Beh, si può dire assolutamente. Perfetto, benissimo. Soprattutto se vengono i cuochi, i ragazzi graditi, che voi vero? formate a lavorare in Castelbrando, a noi fa molto piacere, abbiamo sempre posti liberi, anzi per affinare le proprie competenze e voi in un posto così. formando proprio delle ottime persone. Bene, grazie ancora. Infinite. Ecco sì, se siamo qui è grazie alla generosità dei padroni di casa, del signor Massimo, ma devo dire anche della moglie, che non invito a salire sul palco, se no ci dilunghiamo troppo con i discorsi, ma Ivana. La signora Ivana, come tutte le donne, è una grande manager, eccola lì, e quindi io credo che sia doveroso ringraziarla. 2 parole sulla gara, sì, per quelli che sono gli ospiti che ancora non sanno come questa gara si è svolta. Ci sono 3 percorsi distinti: il percorso di cucina, il percorso di sala bar e vendita e il percorso di accoglienza turistica. Pertanto i premiati di questa sera saranno premiati per queste 3 particolari categorie. I ragazzi si sono sfidati in una prova progettuale che ha creato un po' di panico, vero ragazzi? Molto panico. Si non respirava. Non vi sento. Ecco. E poi in una prova pratica. Questo perché i nostri studenti, ci tengo a sottolinearlo, sono menti d'opera, ma sono menti. E la loro competenza in uscita prevede che siano in grado di gestire, di coordinare, di realizzare anche delle nuove attività imprenditoriali.
e quindi questa gara ha lo scopo di far emergere queste eccellenze, questi talenti e comunque di dare a tutti la possibilità di sfidarsi, di provare a superare e alzare l'asticella. E questo vale sia per i ragazzi che sono in gara, ma dietro le quinte anche per i docenti che li portano. Certo che sì. Perché io so quanto si soffre se si perde e quanto si gioisce se si vince. E ho sentito i ragazzi, ci sono dei ragazzi che mi hanno avvicinato e ci hanno ringraziato per il grande lavoro che hanno visto, per l'accoglienza, e io sono felicissima di questo, perché sono felici loro. Vuol dire che abbiamo, come dire, colto l'obiettivo. E trasmesso anche questa passione. Per organizzare questa gara, e poi chiudo, io devo ringraziare però, come dire, dei capi gestione, cioè l'organigramma è molto ampio, però ci sono delle figure che sono state di particolare coordinamento. Allora, per il gala, per la parte di cucina, il professor Tullio Marchi, per la sala la professoressa Cavasin Emanuela, per il rinfresco la professoressa Migoni, di cui mi sfugge il nome, professoressa? Antonella, grazie dalla regia, perfetto, Antonella, ma poi abbiamo avuto l'evento in piazza e lì abbiamo avuto il professor Uliana che ci ha dato una grandissima mano a organizzare il tutto. Tutti gli eventi sono stati progettati, ovviamente con la collaborazione anche dell'assistente tecnica di accoglienza Clementina Lucerna, dalla professoressa Lollo, che ha curato anche tutta l'hospitality. Tutto invece l'accoglienza che riguarda l'ospitalità di questa sera e dei vari eventi è stata curata dalla professoressa Zorzetto Yvonne, e spero per l'emozione di non aver dimenticato nessuno. Un applauso assolutamente doveroso, un team che si è speso. Sì. Si è speso con dei risultati, come abbiamo potuto dietro vedere. Dietro loro una squadra di 15-20 docenti ciascuno. Quindi capiamo cosa si muove in una scuola. Non ultimi i miei 3 vicepresidi, Stefano Trizzino, Alfonso Cataruzza e un altro che è dietro le quinte che sta lavorando ancora, il professor Andolfato. Bene, chiamiamo gli altri nostri ospiti. Sì. Grazie per il vostro calore e la vostra partecipazione. Io chiamerei la dottoressa Fiorangela Pierpaolo Gallo, che è la dirigente in rappresentanza. Non vorrebbe salire, ma noi le facciamo salire lo stesso, che è in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lei è, come dire, colei che ha controllato tutte le procedure di gara. Dai, di una parola in amicizia. Sì, io sono stata molto, molto onorata di aver fatto parte della commissione di gara e insomma ho visto tanta professionalità che sta crescendo in questi ragazzi. È veramente un'immagine di una scuola che che segna davvero il futuro per questi giovani, insomma. Grazie. Quindi dal di fuori si vede tutto il bello che c'è dentro. Chiamerei un'altra nostra ospite, la dottoressa Barbara Sardella, che è il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Treviso. Anche lei ha potuto assaporare, tra virgolette, tutta questa competenza e questa passione. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Io sono già stata nella serata della inaugurazione di questa bellissima 3 giorni, ho parlato un po' con i docenti, un po' sentito le emozioni che sono tante. La cosa che più mi colpisce e mi rende orgogliosa anche di rappresentare questa scuola è che l'organizzazione, che del resto, come dice la dirigente, è frutto non di una sola persona, dell'impegno di una sola persona, ma di un gruppo fatto di docenti, fatto anche dai ragazzi, perché oggi siamo qui grazie anche al lavoro dei nostri ragazzi, certo. Che, scusatemi, ma io tengo che sia giusto fare un applauso a loro.
E quello che più, ecco, poco fa mi sono, diciamo, un po' emozionata assieme alla dirigente quando mi ha detto: sa, la cosa più bella che, insomma, che poi ti ritorna da queste giornate è quando i ragazzi ti dicono: siamo stati bene, vinciamo, perdiamo, non importa, l'importante è che ci siamo arricchiti e che abbiamo vissuto questa bellissima esperienza. Peraltro conosco anche i docenti, lo staff, insomma, che coadiuva questa bravissima dirigente, per cui io, insomma, chiederei un applauso, vi prego. Assolutamente sì. Giusto fare, io immagino che ne avrà ricevuti tanti, però mi sembra giusto in questa giornata di chiusura. E so che appunto è uno staff che si impegna, che lavora tanto, soprattutto, ripeto, la passione credo che sia quello che anima tutto, per cui, ecco, sono orgogliosa, ecco, di essere oggi qui ad accogliervi tutti, insomma, che vinca il migliore. Certo che sì. Sembra giusto. Grazie e buona serata. Grazie mille, dottoressa. Abbiamo un ente che raccoglie tutti gli istituti alberghieri e abbiamo il presidente di questo ente, che è l'istituto appunto Renaia, che è la rete nazionale degli istituti alberghieri. Io chiamerei qui per un saluto il dottor Luigi Valentini. Quindi una rete nazionale di istituti alberghieri. Lei oggi ha vissuto, sta vivendo l'esperienza di questa regione. È un piacere, innanzitutto ringrazio Letizia, ringrazio tutti i tuoi collaboratori veramente per l'organizzazione e questa splendida sala che è veramente uno spettacolo. Poi cosa dire? Siamo qui alla festa dell'istituto alberghiero e degli istituti alberghieri, perché questa è la festa delle scuole alberghiere, di questa identità. Lei ha detto una cosa molto importante prima, l'identità delle scuole alberghiere. È un'identità che è nota, è conosciuta, ma va potenziata, va coltivata e va salvaguardata. Quindi questa sera, nella festa delle scuole alberghiere, facciamo anche questo. Grazie. Grazie Presidente. È vero, va raccontata, salvaguardata, potenziata. E io chiamerei per un saluto la dottoressa Mirella Nappa, che è il vice direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Regione che vede nel potenziamento di questi istituti, di questi percorsi scolastici, un buon momento da condividere, come stiamo realizzando questa sera. Prego, dottoressa. Grazie, buonasera a tutti, grazie dirigente, grazie per questo invito, perché è veramente una bellissima serata, è proprio bello essere qui. Non ho potuto partecipare alle altre serate purtroppo, ma ho sbirciato qualche foto e quindi faccio i miei complimenti e veramente le mie congratulazioni a lei, ma ovviamente a tutta la scuola, all'Istituto Beltrame, ai docenti che sono stati nominati, ma soprattutto faccio anche i complimenti ai 25 istituti che hanno partecipato a questa gara, ai loro dirigenti scolastici, ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa importante gara. Complimenti veramente a tutti i ragazzi, li vedo in fondo, ho già sbirciato e posso dire che mi avete veramente colpito. Ho notato parecchia professionalità, come diceva la mia collega, la dottoressa Sardella, già quando versavano il vino, già la prima impressione, quindi complimenti a voi ragazzi. Ovviamente questo è frutto di lavoro, lo sappiamo, dirigente, sì, di squadra, che è una cosa perché fondamentale. non si raggiungono questi risultati se non c'è l'impegno e il lavoro. E per noi essere qui, noi come ufficio scolastico regionale, come Ministero dell'Istruzione e del Merito, essere qui è, come diceva la dottoressa Sardelli, orgoglio e piacere, perché vediamo i frutti del vostro lavoro e noi siamo vicini alle scuole del Veneto e ovviamente questa sera in particolar modo all'Istituto Beltrame. Grazie a tutti e all'alberghieri tutti ovviamente. Grazie davvero. Per un altro saluto, sempre nell'ambito di quello che è il nostro Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiamerei la dottoressa Flaminia Giorda, che è appunto il coordinatore nazionale della segreteria tecnica del corpo ispettivo, che quindi anche lei, presente durante il convegno che c'è stato mercoledì,
convegno di mercoledì in cui si raccontava dell'enoturismo e del metaverso, è un onore assolutamente, e lei si è espressa nei confronti della platea con una passione unica che i ragazzi le hanno riconosciuto. Io vi devo ringraziare ancora perché sono stati 3 giorni bellissimi, e per noi che lavoriamo negli uffici dell'amministrazione e che veniamo però dal mondo della scuola, tornare nella scuola è sempre un'esperienza fondativa, perché si torna alle radici e si torna ad avere contatto della realtà per la quale noi esistiamo. Cioè, la verità è che il Ministero e l'amministrazione tutta esiste e lavora perché la scuola esista, e sempre di più si dovrebbe impegnare proprio a favore della scuola in tutte le sue fasi, e vedere che la scuola è in grado di realizzare iniziative a questo livello è veramente un'enorme soddisfazione, perché si capisce che siamo in presenza di eccellenze, siamo in presenza veramente di persone che hanno fatto, hanno saputo realizzare un piccolo capolavoro. Ecco, io ringrazio i docenti, la dirigente, i ragazzi, tutti quelli che il personale ATA, tutti quelli che nella scuola si sono impegnati per realizzare questa 3 giorni meravigliosa. È stato un momento di pausa da un'attività che è molto diversa, quella della segreteria degli esami di Stato e quella della segreteria del corpo ispettivo, ed è stata veramente un momento di grande arricchimento. E vi porto anche, e so di fare piacere a tutti, i saluti della dottoressa Carmela Palumbo, che è naturalmente con la quale io collaboro costantemente, che avrebbe voluto poter condividere con voi questo momento, ma è in un momento veramente di surmenage proprio per quello che si sta facendo al Ministero, ma mi ha pregato di portare i suoi saluti, i suoi complimenti e veramente l'affetto che in modo particolare lega lei a tutti voi. E quindi ai miei personali ringraziamenti e ai miei personali saluti unisco quelli di Carmela, che certamente è nel vostro cuore. Grazie dottoressa. Noi manderemo i saluti appunto della dottoressa Palumbo ai nostri ragazzi. Il luogo è anche un modo, si può dire, è il luogo che ci ospita e che ospita l'Istituto Alberghiero, è una città che ha raccontato tantissimo e ancora molto da raccontare. Io vorrei qui vicino a me il dottor Tony Miatto, che è il sindaco di Vittorio Veneto. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo la stenina, ci hanno messo un segno qui per farci riprendere bellissimi da lì. Bene. Buonasera a tutti, è veramente bello rivedervi qua questa sera in questa sala che fa da degna cornice a un evento così importante. Io voglio rinnovare i complimenti al nostro istituto Alberghiero Beltrame e aggiungerei anche un ringraziamento per l'onore che fa alla nostra città di Vittorio Veneto. Perfettamente d'accordo. Grazie sindaco, grazie davvero. Noi abbiamo adesso un messaggio da leggere, se non ricordo male, e io quindi chiamerei la dottoressa Angela Comellere, che è il delegato e consigliere del Ministero appunto dell'Istruzione e del Merito. Il ministro non ha potuto cogliere l'invito a essere qui con noi, però ci ha mandato un bellissimo messaggio. Buonasera dottoressa, benvenuta. Prego. Buonasera a voi, i miei saluti più cari alla dirigente, ai dirigenti presenti in sala, ai tanti ospiti pervenuti questa sera e soprattutto ai ragazzi. Questa scuola mi è cara come tante altre scuole del Veneto, perché qui si celebrerà l'eccellenza e stasera noi celebriamo l'eccellenza, che è sempre un valore in più, e quindi questo ci rende orgogliosi. Io vengo da questa terra e quindi so
come lavora e so anche come lavorano anche le altre istituzioni presenti nel territorio italiano. Quindi i miei complimenti più sinceri e più vivi, e soprattutto un messaggio ai ragazzi prima di andare con le parole appunto del Ministro. E volevo proprio dire questo, era una mia riflessione, per dire che questi ragazzi, cara Preside, hanno una grandissima fortuna, quella di lavorare innanzitutto con la conoscenza, poi con la passione motivata appunto anche dai grandi insegnanti che sanno sempre essere dei trascinatori, ma poi hanno la fortuna anche di poterci unire le mani e comunque la materia. Tutto questo viene trasformato e viene poi confezionato in un'opera d'arte. Ogni lavoro dovrebbe regalare un'opera d'arte, quindi dovrebbe essere produttore di un'opera d'arte. Questi ragazzi hanno una grande fortuna nel fare questo, soprattutto una fortuna però che non è scontata, ma che è frutto anche di un sacrificio. L'abbiamo visto in questi giorni lavorare, li abbiamo visti veramente in campo, mettercela tutta, sopportare anche. Quindi complimenti, perché avete i ragazzi imparato che non tutto quello che è tutto e subito è la strada più facile e più corta. Credo che quando ci sono queste prove che vengono superate, la gratificazione sia veramente grande. Quindi abbiate pazienza, accettate anche il sacrificio, ma quando si fa il sacrificio io voglio pensare che si faccia veramente il sacro. E quindi a voi i miei più sinceri complimenti. Gentilissima dottoressa Cavallini, ho ricevuto con molto piacere l'invito agli eventi riguardanti l'edizione 2023 della Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri. Purtroppo, a causa di interrogabili impegni istituzionali, non mi è possibile partecipare personalmente. Tuttavia comunico che alla serata conclusiva prevista per il 12 maggio sarà presente in mia voce in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la dottoressa Colmellere. Colgo l'occasione per trasmettere a lei, agli alunni, ai docenti dell'Istituto Professionale Alfredo Beltrame e a tutte le scuole partecipanti alla gara i miei più sinceri apprezzamenti. L'istruzione tecnica per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera costituisce oggi un pilastro fondamentale per le nostre tradizioni culturali, stimolando i ragazzi a coltivare i propri talenti e ad acquisire gli strumenti necessari per il loro inserimento nel mondo del lavoro. L'iniziativa rappresenta un importante momento di celebrazione e di condivisione dei valori comuni che si esprimono nella promozione dei territori e delle realtà scolastiche locali per lo sviluppo dell'intero Paese. Mi congratulo con i vincitori e rivolgo i miei più cari auguri a tutti gli studenti per un futuro che rispecchi pienamente i loro desideri e le aspirazioni personali. Confidando nell'ottima riuscita dell'evento, le porgo i miei più cordiali saluti. Grazie, grazie davvero, dottoressa. Del doppio microfono. La dottoressa Colmellere ha parlato di mani, ricordo Piero Camporesi e il sapere celato di chi fa questo lavoro, e quindi noi ora, mentre voi state iniziando a gustare quello che questo sapere celato ha saputo rendere manifesto, direi di iniziare a premiare alcuni dei ragazzi con dei premi speciali. Io mi appoggio un attimo, grazie ancora, direi un applauso ancora alla nostra preside Letizia Cavallini. Mi appoggio un attimo per appoggiare appunto i nomi preziosi che andremo di volta in volta a premiare mentre voi state appunto a cena, e chiamerò sul palco le persone che avranno così l'onore e anche il piacere di premiare i nostri ragazzi. I premi speciali che verranno assegnati questa sera sono 9 e sono premi speciali per quei ragazzi che appunto si sono distinti nei momenti appunto di accoglienza, di cucina e di sala.
Li racconteremo un po' alla volta, in modo da creare un pochino di suspense, e poi alla fine della cena premieremo, entreremo nel merito appunto del challenge e del contest, a svelare i nomi via via dei vincitori, ed infine dell'istituto che raccoglierà il testimone dal Beltrame. Io premierei, inizieremo con un premio speciale accoglienza. Il premio speciale è per il miglior itinerario turistico, è un premio offerto da FIPE Confcommercio di Treviso. Chiamerei il presidente di Ascom, Vittorio Veneto, Giuseppe Portata, per la consegna del premio. Il premio è un trolley, avrei bisogno di qualcuno qui vicino proprio per la consegna fisica dell'oggetto. E il premiato chi è? Il premiato viene da Vicenza, dall'Istituto Almerico da Schio, e si chiama Samuel Morello. Eccolo qui. Ecco qui il nostro Samuel Morello. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Sono Morello Samuel dell'Almerico da Schio di Vicenza e sono molto emozionato e felice di essere qui. Bene. L'emozione la vediamo. Ed ecco il premio che ti viene consegnato dal dottor Giuseppe Portata ed è, credo, un trolley a vederlo. È un premio speciale. Grazie a te. Grazie a tutti. E dovrebbero, credo, scattarti delle foto vicino qui al nostro tableau. Mi sposto un attimo e vi lascio vicini. Ditemi se avete scattato tutte le foto, così possiamo procedere. Benissimo, grazie ancora. Grazie. Abbiamo un altro premio speciale, ed è un premio speciale della cucina. È un premio speciale, molto speciale, perché è un premio speciale sostenibilità, che è la migliore espressione e coerenza con quanto richiesto nel bando in materia di sostenibilità. Premia il presidente dell'Unione Cuochi del Veneto. Mi dicevano, Peppe Stefano, che non c'è, da quello che mi ha appena detto la regia. Allora io chiamo un personaggio che a noi sta particolarmente a cuore, che è il dottor Graziano Manzatto. Vediamo dov'è. Che dall'abbigliamento mi pare di capire che svolge una professione in linea con quanto stiamo lavorando questa sera. E io vorrei sapere, buonasera e benvenuto. Prego, qui vicino a me. Io vorrei sapere, questa cos'è? Allora, questo è un premio ricevuto a Roma. Sarei il primo senatore, diciamo, a vita della Federazione Italiana Cuochi. Quindi sono emozionato perché è la prima apparizione in pubblico e quindi tramite i colleghi è straordinario. Quindi abbiamo un senatore della cucina, insomma un ruolo veramente, veramente molto molto importante. Quanta saggezza c'è in tutto quello che lei ha preparato? Allora, tutta la mia vita ho dedicato proprio la mia vita alla cucina e abbiamo sempre cercato di formare i ragazzi, e secondo me l'emozione che c'è stasera ce l'ho come i ragazzi, perché solo dalle emozioni escono veramente i grandi talenti. Quindi io ho fatto i concorsi come i ragazzi, però se non batte il cuore vuol dire che non hanno futuro. Quindi il cuore deve battere e vediamo quale cuore batterà. Il ragazzo che riceverà una cesta è un ragazzo che arriva anche lui da Schio, quindi provincia di Vicenza, dall'Almerico da Schio, e in realtà non è un ragazzo, è una ragazza che si chiama Desiree Carollo.
Eccoti Desiree, finalmente benvenuta. Allora, buongiorno a tutti, sono Desiree Carollo dell'Almerico da Schio e non mi aspettavo di trovarmi qua in questo momento sul palco. quindi insomma sei più che emozionata, sei soddisfatta? Molto, sì, moltissimo. Benissimo, e allora consegna il premio, che si diceva essere una cesta, un senatore della cucina, quindi è particolarmente premiante questo premio. Allora ci scusiamo perché praticamente c'è stato un incidente a chi doveva portare qua il premio, però io te lo do col cuore, quindi ti sarà recapitato a casa e quindi comunque l'onore e il piacere di avere una ragazza che è una lady chef futura e che avrà un grande futuro, quindi spero vivamente che ci scusiamo che probabilmente è successo questo inghippo, purtroppo nella vita succedono anche gli inghippi, però tu sei sempre una ragazza straordinaria. Grazie mille. Complimenti. Grazie mille Desiree. Come si dice, è il bello della diretta, nel senso che evidentemente con questa pioggia qualcosa è andato storto. Ma continuiamo con un altro premio. Abbiamo detto che la sala è un'espressione molto importante, perché in gergo si dice che la sala vende la cucina, ma è una professione che sta perdendo di appeal, ma noi sappiamo che le nostre sale sono quasi le migliori, sanno vendere la cucina più buona del mondo, ma abbiamo anche i maîtres camerieri più bravi del mondo. E abbiamo un premio speciale a Mira per la migliore tecnica professionale in sala e vendita, premia il vicepresidente nazionale a Mira Lorenzo De Marco, e abbiamo un'altra ragazza che arriva anch'essa da Vicenza, è l'Istituto Pellegrino Artusi e si chiama Elena Cortiana. Buonasera Presidente e buonasera Elena. Mi sembri molto, molto sorpresa. Sì, non me l'aspettavo, grazie mille a tutti. E il nostro Presidente? Buonasera a tutti. Sono felice di essere qui questa sera e dover premiare un istituto, uno dei tanti istituti veneti che io conosco. Purtroppo noi come associazione giriamo tutti gli istituti veneti e anche a livello nazionale. Quindi per me è un onore questa sera premiare la signorina Elena Cordian in qualità di miglior allievo di sala bar. Nell'arco della serata. Allora, mi dicono che la persona che doveva portare i premi di cucina, appunto, i premi speciali di cucina, ha avuto purtroppo un incidente, quindi noi chiameremo lo stesso il premiato e chi premierà, perché insomma mi sembra giusto, come è stato detto prima dal nostro senatore della cucina, avremo appunto la possibilità di poterlo far recapitare a casa. Bene, allora continuiamo con un secondo step di premi speciali. E abbiamo un premio speciale cucina, premia sempre Graziano Manzato, gli farò fare un pochino di ginnastica a questa sera al nostro senatore, ma dai, è così un onore averla vicino con noi. Premio speciale cucina. E della tecnica in cucina, il miglior utilizzo delle tecniche nella realizzazione del piatto. Abbiamo un ragazzo che arriva dall'Istituto Maggia, in un luogo bellissimo, perché è a Stresa, e il ragazzo si chiama Lorenzo Bacchetta.
Buonasera Lorenzo e benvenuto. Bene Lorenzo, quanti anni hai? 18. Che alto che sei. Io ho anche il tacco ma non funziona. Allora, come ti senti? Qui parliamo di miglior utilizzo delle tecniche nella realizzazione del piatto. Grazie mille, sono molto emozionato. Grazie tanto. Meraviglioso. Io vi lascerei per una foto con il nostro senatore Manzatto. Una cosa. È pronto? La tecnica, vedi, in cucina la tecnica funziona meglio che con i microfoni. Funziona. Ma alle volte la tecnica salva qualcosa di importante. Abbiamo i grandi forni, abbiamo delle grandi strutture. Oggi io dico che vedo un ragazzo così pulito, così bello, e io mi impegno, visto che il premio non è arrivato, ma siccome giustamente io sono uno chef che da sempre ha vissuto la vostra vita, io mi impegno fino adesso di farti fare uno stage sul migliore albergo di Venezia. Quindi da Stresa a Venezia. Un mio impegno da me e te, e tra l'altro lo segnalerò anche ai grandi chef, perché noi vogliamo che tu faccia carriera. Quindi non hai preso un pezzo, hai preso qualcosa di più, e secondo me è la tua professione. Quindi io sono sempre a tua disposizione, chiamami e io ti darò dei consigli utili. Okay? Lorenzo è incredibile, no? È davvero molto molto bello. Grazie ancora e quindi grazie di essere qui con noi e soprattutto del tuo premio. Continuiamo con un premio sempre speciale di Sala. È un premio speciale AIS per la migliore degustazione del vino, che in terra veneta non è una competenza da poco. Premia Flavio Buratto. Abbiamo nuovamente, vedo dalla regia, mi dicono, anzi dalla conoscenza non è Flavio Buratto, ma è Vladimiro Gobbo. Ti lascio il microfono, Vladimiro. Bisognerebbe riuscire a cambiare le cose. Buonasera a tutti, sì, ringrazio il collega Flavio che ha seguito tutte le gare. Vieni qui, io vicino a porto me. I saluti del presidente regionale Giampaolo Breda. Cosa dire? Noi a Treviso siamo partner di tutte le scuole alberghiere, siamo presenti e quindi ringrazio per averci coinvolto nella giuria e faccio anch'io i complimenti per questa perfetta organizzazione che ha coinvolto veramente un numero importante di persone estremamente competenti, si vede da questa sera benissimo. Quindi i ragazzi, hai visto come hanno servito il vino, ti hanno soddisfatto? Certo, sì, vedo, sai che a noi l'occhio subito parte a vedere queste cose. E si vede immediatamente. Allora, in questo caso abbiamo un ragazzo del territorio, perché è un ragazzo che viene dall'istituto il Giuseppe Maffioli di Treviso, e tu premierai Giacomo Mondin. Evviva, complimenti. Ciao Giacomo e benvenuto. Complimenti. Buongiorno, sono Giacomo Mondin e sono dell'Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto. E mi pare di capire che sei particolarmente bravo in quello che ti piace fare. Mi piace sì il mondo del vino, però c'è ancora strada da fare, sì, c'è ancora tempo da... Confermo, cose da imparare. Flavio mi ha detto che si è veramente distinto in maniera particolare, veramente, quindi ha della stoffa e credo tanta passione legata in particolare al vino, alla comunicazione del vino e al suo servizio, quindi complimenti. Grazie mille. Bene, allora io vi lascio Sì, per una rubo un foto attimo. e tu dirai che cos'è. Allora sì, è una valigetta ovviamente, il kit per la degustazione, dentro ci sono i bicchieri del vino per degustare il vino in diversi formati, c'è lo spazio per i libri, non dimenticarsi mai di studiare sempre e comunque, e poi la nostra guida regionale enogastronomica, ci sono delle indicazioni, il nostro carnet di viaggio, ci sono delle indicazioni di cantine, ma soprattutto del territorio e appunto i piatti tipici di tutto il Veneto, quindi complimenti ancora. Complimenti ancora. Grazie. Prego. Uno scatto a futura memoria. Uno scatto frizzante. Grazie Vladimiro. Fatto, grazie.
Grazie, grazie a te e ancora complimenti Giacomo. Allora, eccoci qui, quindi continuiamo con i nostri premi speciali e qui abbiamo un premio speciale accoglienza, come vi abbiamo detto, stiamo premiando 9 ragazzi, accoglienza, sala e cucina, quindi anche con dei premi speciali messi a disposizione dai nostri sponsor tecnici, ma anche la bellezza di questi ragazzi di vedersi premiati da persone di indubbio valore nell'ambito di competenze del premio, insomma, che hanno raggiunto. Premio speciale accoglienza, la motivazione è il miglior roleplay in lingua inglese che è offerto da FIPE Conformercio Treviso. È uno zaino Eastpak e premia il presidente di Ascom Vittorio Veneto Giuseppe Partata. L'istituto è l'istituto di Stresa. Caspita, mi sembra un istituto decisamente molto interessante, è l'istituto Maggia di Stresa e la vincitrice è Giorgia Fasoli. Che bella che sei, prego. Giorgia. Aspetta che ti do il microfono. Grazie. Bene, allora, quindi se devo andare in vacanza da qualche parte in un mondo anglosassone vengo con te. Quest'anno vado un mese in Irlanda a lavorare proprio per migliorare giustissimo. Ancora l'accento e sì. Perché appunto l'inglese è, tu mi insegni a essere la lingua che ogni studente dovrebbe conoscere sia per la cucina sia per la sala, in questo caso per lo speciale accoglienza. Soprattutto sì, perché alla fine con l'inglese vai ovunque e parli da qualsiasi parte, proprio perché è una lingua internazionale. Quindi riesci addirittura a farti fare uno spaghetto in Irlanda? Sì. Potrebbe essere. Esatto, sì. Grazie. Grazie Giorgia, grazie di essere così. Mi dica, Presidente, lei come vede questa ragazza? Senza parole, insomma, direi che a dir poco è incantevole. Cioè, no? È difficile esprimersi davanti a una bellezza del genere. Cioè. E anche brava, bella e brava. Senza dubbio. Grazie mille Giorgia, grazie ancora. Grazie mille, veramente. Bene, insomma, abbiamo dei messaggeri, degli ambasciatori della qualità, della bravura e anche della bellezza che portano alto il vessillo della nostra competenza, della nostra conoscenza, della nostra storia, raccontata appunto in una lingua internazionale, così da far conoscere a tutti quello che siamo, se volete, insomma la bellezza soprattutto di quello che siamo. Continuiamo con i nostri premi speciali e riprendiamo con la sala. E abbiamo avuto, come avete capito prima, un misunderstanding con gli arrivi e con alcuni premi. Ci sono delle persone purtroppo che hanno avuto dei problemi e non sono riusciti a portare oltre ai premi anche la loro presenza. Quindi io chiamerei il professor Stefano Trizzino, che così in questo modo mi dà una mano ed è un grande sostituto. Abbiamo un premio speciale per la sala, un piano speciale AIBES per la migliore tecnica e presentazione del cocktail, una nuova conoscenza, una nuova sapienza. Buonasera professore. Ed è il convitto nazionale statale di Lucera, si chiama Borghi e abbiamo, caspita, un nome un pochino complesso da leggere. Allora, Lonzi Nuceru, Gheorghita Valentino. Valentino mi pari un attimo emozionato. Abbastanza. Allora, quale cocktail, professore, quale cocktail ha così ammaliato i giudici? Il French 75, ideato da McKellon nel 1915.
Quindi avete sentito come nella realizzazione di un cocktail che sembra quasi una cosa così banale, il nostro Valentino, ho detto giusto? Giorgio, ok. Gli amici No, Giorgio. perché vedo Gorghita, Sì, quindi sì. ok, il nostro Giorgio non solo è stato in grado di realizzarlo alla perfezione, ma lo hai anche studiato, approfondito, analizzato. 1910 mi dicevi? 1915. 1915. Quindi insomma quasi più di un secolo di storia e di eventuali successive evoluzioni. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie per davvero, ti l'opportunità. lasciamo per una foto. Mi dicono che c'è la targa e quindi possiamo consegnare la targa. Ci ritroviamo, complimenti, Grazie, congratulazioni. Prego, professore. Vi lascio da solo. Sì. Ti posso Questa lasciare? è tua, eh? Vi ringrazio. Lascio Lascio a voi. veramente. Grazie, veramente grazie. Grazie mille. Microfono, grazie. Continuiamo con i nostri premi speciali, abbiamo un premio speciale per l'accoglienza e abbiamo un nuovo role playing in lingua francese o tedesca, offerto sempre da FIPE e Confcommercio Treviso. Richiamo il presidente di ASCAUM Vittorio Veneto Giuseppe Partata. Povero, questa sera prometto che non lo disturbo più. Ma deve essere una bellezza premiare questi ragazzi. Allora, chi è il vincitore? L'istituto è il Ruffimi di Alcardi, Arma di Taggia, quindi bellissima, ed è Giulia Mantovan. Ecco la nostra Giulia, prego Giulia. Il nostro presidente Partata è un cofanetto touring club con delle guide d'Italia nord, centro e sud. Allora, lingua francese, lingua tedesca? Francese. Quindi ai nostri cugini francesi è possibile raccontare la bellezza della nostra Italia. Certamente, sì. Da dove vieni? Arma di Taggia, vicino a Sanremo in Liguria. E quindi anche quella è una bellissima realtà da raccontare. Sì, bellissimo davvero. Emozionata mi pare di capire. Tanto, tantissimo. Un altro applauso, dai. Sta tremando, letteralmente sta tremando. Cosa mi dice Presidente? Un'altra bellissima espressione della nostra competenza. Direi che sono stato molto fortunato nel premiare questa sera. Questa sera, vero? Io l'ho disturbata, ma ha Direi che mi è premiato andata bene. delle grandi eccellenze. Esatto. Grazie ancora e buona continuazione e in bocca al lupo per tutto. Di Grazie. nuovo complimenti. Abbiamo l'ultimo premio speciale di cucina, è un premio speciale La tecnica in cucina, il miglior utilizzo delle tecniche nella realizzazione del piatto. Premia il nostro senatore, un applauso ancora a Graziano Manzatto, e premiamo un istituto, si chiama Vincenzo Gioberti, chissà da dove arriva questo istituto? E il premiato, giusto? Bravissimo. Il premiato è Lorenzin Matteo. Complimenti. Matteo. Grazie a te. No, sei stato tu tutto bravo, insomma, noi possiamo solo raccontare quanto bravo sei. Così dicono, almeno così dite. Grazie, veramente. Tanto buonasera a tutti. Grazie. Allora, visto che tanto ci salgo soltanto una volta su questo palco.
Grazie al professore Amalio Montuori che mi ha preparato, e a tutti quelli che mi sostengono, dagli amici che ho incontrato qua, quindi alla preside, non so dov'è la preside, grazie dell'esperienza che ci ha regalato, veramente. Grazie, veramente, grazie. Quindi le parole servono anche per raccontare appunto la bellezza di quello che fai. Infatti il premio che ti verrà consegnato sempre sono dei libri, ma il nostro senatore ha un premio in serbo. No, è una cosa che io ci tenevo e mi dispiace tantissimo di questo inconveniente, però succede, noi chef siamo abituati a risolvere i problemi e cerchiamo, voi mi capirete, perché tante volte abbiamo delle difficoltà in cucina ma le dobbiamo risolvere e quindi problem solving, quindi è una cosa bella e quindi io spero vivamente che tu in futuro, io te lo auguro, che tu faccia parte della Nazionale Italiana Cuochi, visto le tue capacità, visto la tua professionalità che hai dimostrato. Io non ti ho visto e quindi sarei stato onorato di vedere ancora dei ragazzi meravigliosi che ci mettono il cuore. Io le emozioni le ho sentite alle Olimpiadi di cucina quando vai davanti ai giudici, però avete fatto un grande successo perché il confronto secondo me in Italia ci va. Dovete veramente confrontarvi. Certo, il confronto, come è accaduto in questi giorni, è sempre molto importante. Ecco, una cosa che volevo dire, volevo invitare il direttore della Soligo, visto che abbiamo un nuovo direttore della Soligo, e pensava lui, ha detto, ma perché non diamo le eccellenze del territorio? Siccome è una latteria eccezionale, straordinaria nel nostro territorio, e l'impegno lo prende lui. Benvenuto Presidente, grazie ancora. Quindi a questo punto raccontiamo la nostra, la nostra eccellenza legata alle forme del latte e la facciamo interpretare da un ragazzo che ha altre competenze legate sempre al mondo del latte. Buonasera, io vi ringrazio, porto i saluti del Presidente Bruniera e per noi è un anno speciale. Siamo qui contenti con voi perché è il 140° anno di fondazione della Latteria Soligo che compie gli anni il 24 maggio, quindi a brevissimo. E quindi in onore del vincitore premiato qui e dei ragazzi di prima, noi offriamo i nostri prodotti in omaggio a voi che avete vinto, di modo che possiate raccontare le eccellenze del Veneto e del territorio della Latteria Soligo in tutta Italia, quindi grazie mille per questo. L'ultima cosa, però ti impegni a realizzare una ricetta con la casatella, perché noi vogliamo mettere nell'archivio della Soligo, perché dobbiamo vedere se veramente sei veramente così bravo. È una sfida, insomma, sfida accettata. Perfetto. Grazie Matteo, grazie ancora, grazie della disponibilità. Bene, è il bello della diretta. Abbiamo raccolto e raccontato nuove sfide per trasformare prodotti che fanno parte della nostra tradizione in ricette che utilizzeranno delle gambe giovani, delle gambe nuove per andare lontano. Come lontano sono andati i nostri chef che sono partiti proprio da questa terra, da questo istituto, e si sono fatti onore in giro per il mondo. Ovviamente non possono essere qui, gli impegni di lavoro glielo hanno impedito, ma hanno voluto lo stesso essere vicini ai nostri ragazzi. Ed è una bella testimonianza, perché stiamo parlando di 3 chef che si sono diplomati in anni diversi e che ora ricoprono delle posizioni davvero molto molto importanti. E quindi i nostri chef hanno voluto lasciare un messaggio ai nostri ragazzi che ora ascolteremo insieme, e racconteranno un po' e daranno in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Paolo Casagrande, che è stato diplomato nel 1999, attualmente è lo chef executive del ristorante Lazar 3 Stelle Michelin di Barcellona. Abbiamo Alberto Toè, diplomato nel 2007, quindi molto giovane anche lui, attualmente è lo chef executive dell'Orto Restaurant di Milano.
E infine abbiamo Claudio Favero, si è diplomato nel 2003, attualmente è lo chef executive del Sabatini Ristorante Italiano presso The Royal Garden Hotel, un 5 stelle lusso di Hong Kong. Buongiorno a tutti ragazzi, sono Paolo Casagrande al ristorante La Sarta di Barcellona. Sono da augurarvi il meglio per questa giornata e per il vostro futuro. Divertitevi, siate curiosi, cucinate, però soprattutto fate quello che più vi piace. Un abbraccio grande da Barcellona! Ciao ragazzi, sono Alberto Toè, ex alunno dell'Istituto Alberghiero Vittorio Veneto, attualmente chef nel ristorante Orto a Milano. Volevo congratularmi con voi del vostro percorso e concorso e augurarvi un meraviglioso futuro in questo mondo magico. È un mondo difficile perché inizialmente troverete grandi difficoltà, ma che con il passare del tempo, quando comincerete a capirlo, a studiarlo, a evolverlo, vi regalerà dei colori nella vita che solo questo mondo insieme alla natura possa darvi. Ricordatevi sempre di non sprecare ma di rielaborare. A presto, da Alberto. Ciao a tutti, io sono Claudio, un ex alunno dell'Istituto Alberghiero di Vittorio Veneto. Volevo farvi i complimenti per questa splendida gara nazionale che ormai già si sta per concludere e augurarvi il meglio, farvi un grande in bocca al lupo per il vostro futuro professionale. E ricordarvi una cosa molto importante secondo me, che gli istituti alberghieri vi forniscono veramente delle basi solide e professionali dalle quali voi poi con esperienza potete creare la vostra personalità e la vostra creatività. Quindi di nuovo un grande in bocca al lupo e alla prossima. Ciao a tutti! Bellissime queste testimonianze che ci raccontano come davvero la passione, unita ovviamente alla professione e alla fame, se volete, di raggiungere degli obiettivi, porta davvero molto molto lontano. Adesso qualche minuto di pausa, continueremo ad assaggiare le meravigliose pietanze del menù e al momento del dessert inizierà la vera, si può dire che entreremo nella serata perché cominceremo a svelare i nomi dei vincitori, terzo posto, secondo posizione, prima posizione e infine il nome dell'istituto che raccoglierà il testimone dal Beltrame e porterà in giro per l'Italia, chissà per il mondo, la bellezza e la sapienza di questa vittoria. Grazie e a dopo. Gara nazionale di istituti alberghieri. Siamo partiti tutto come da programma e siamo davvero molto molto felici. Siamo in attesa di svolgere anche questa gara. È stato difficile ma stanno venendo fuori tante belle cose, siamo soddisfatti. È faticoso però bello perché vediamo altre classi, altre scuole. Ogni partenza è un po' come una griglia di Formula 1, senti un rombo dei motori, adesso non si sente ma dentro c'è un'emozione roboante. Mi trovo molto bene e niente, vedremo come andrà la gara. È una bella sfida. Stiamo vedendo una serie di ragazzi e ragazze che veramente hanno già una dose di entusiasmo che è pazzesca. E noi siamo dei buoni meccanici che dobbiamo farli correre velocemente. Sì, in effetti è la prima esperienza per noi fare questa gara, sperando che vada tutto bene, il tempo regga. Noi ci abbiamo messo cuore, anima, ora voi vi farete risplendere. Sei qui per vincere? Vorrei sicuramente vincere, certo. Forza, avanti tutti. In bocca al lupo a tutti noi. Magari ci piace.
piacere essere qui, finalmente questo grande evento ci unisce. Questa gara nazionale è una novità per tutti, siamo abbastanza emozionati. Molto bella, mi piace, mi sta piacendo. Anche le attrezzature, sembra tutto essere ben predisposto. Vedere anche le altre scuole, confrontarsi. Tutto molto carino, io vengo da Catania. Era tutto molto ben organizzato, comunque a cura di tutte le esigenze degli alunni. Alla fine. È una splendida esperienza! Qua tutti adesso hanno la possibilità di assaporare, capire cosa si prova. Vedo che la scuola è molto organizzata, molto accogliente, tutti precisi. È un ambiente molto amichevole, la tensione è tanta, però ognuno darà il proprio meglio. È una grande iniziativa, ci stanno accogliendo benissimo e viva il Beltrame! Sta procedendo tutto bene per il momento, siamo contenti di essere qua e speriamo che piaccia a tutti. Veramente accoglienti, professionali. Sono molto felice di essere qui. Ho visto anche la preparazione degli altri, sono felice, è una bella esperienza, non vedo l'ora di gareggiare e speriamo che vada tutto bene. Penso sarà una bella gara, una bella esperienza che vi porterò a casa. Speriamo vada bene. La prima prova è andata abbastanza bene, dai. Nulla, adesso alle 2:30 la prova pratica. Come piatto porterò la faraona tra i 3 ingredienti che c'erano da scegliere. Abbastanza complessa, molto complessa, mi ha messo veramente a dura prova. Ma diciamo che non dovrebbe essere andata male, si spera almeno così. È andata bene, dai, speriamo. Anche lo stress, però è stato bello. È una cosa diversa rispetto a tutti perché comunque non te l'aspetti. È andata. Ti senti emozionato, titubante. Stiamo accompagnando a pranzo. Per la prima parte della prova. Ho detto che comunque mi sono ritrovato un mese prima a fare le prove di tutto e basta. Preferisco fare più riferimento alla parte pratica. La tensione per domani è alta, prova pratica. Però comunque è un'esperienza che va vissuta. È strutturata bene come prova e per aver letto il programma della prova progettuale ieri sera è andata molto bene. È andata, cioè abbiamo scritto, l'importante è che abbiamo fatto, però all'inizio andava benissimo, poi piano piano è andato un pochettino scemando. Abbastanza dura, serviva proprio tutto il tempo che ci hanno dato, tutte le 3 ore. Non so se credevo peggio o tutto regolare. Abbiamo superata, difficile ma ce l'abbiamo fatta. È stata un po' lunga la prova ma ce l'ho messa tutta. È una bella esperienza anche per noi che iniziamo così il percorso di lavoro, avendo la possibilità di servire così tante persone, è una bella esperienza. Il dietro delle quinte della gara nazionale, inimmaginabile.
poco le prove pratiche stanno per iniziare e le cucine si riempiranno di studenti di tutta Italia. Sarà molto divertente. Allora, stiamo per iniziare, tra un po' arriveranno i ragazzi. Un grande in bocca al lupo e comunque avete già vinto perché siete qui. Speriamo che sia divertente quanto impegnativo sia per loro che per noi. Io sì, sono pronto, ho lavorato tre mesi questa gara qua, adesso ora va alla spacca. Sì, mi sono preparata molto, sono molto tesa e vorrei che andassi bene. Ho praticamente dei ravioli ripieni di ricotta e bruscandoli, una coulis di ciliegie, un'essenza di trota e un filetto di trota. Sono sicuro del mio piatto, quindi non ho problemi. La faraona in crepinetto e servita con salvarendi, gnocco agli asparagi. Mi preoccupa un po' la prova di tedesco. Ho 3 prove e la prima, dopo mi diranno loro quale iniziare. Comunque c'è quella di sommelier dove devo degustare un vino e parlargli del vino. La prova di bar dove devo fare un cocktail a estrazione su quelli che mi hanno dato, devo parlare del cocktail e sempre per bar devo fare un discorso in inglese. Com'è la tensione? Ci siamo carichi. Un commento prima di entrare, speriamo che vada bene nel miglior modo possibile. Un po' in ansia, ma tutto a posto. Va tutto bene, dai. È un vol di trota accompagnato con risotti e bruscandoli, mantecato con casatella, accompagnato con tortine e piselli e verdure di contorno. Spero di scaricare l'ansia dentro. Tra mezz'ora entro alla gara, ho un po' di ansia, però dai, andrà tutto bene, speriamo in meglio, mi impegnerò al massimo e chissà, magari vincerò. Chef, ci siamo pronti? Certo, cominciamo. Buona fortuna. Erano contenti, molto emozionati. Poi è stato bello intrattenerli, abbiamo chiacchierato, hanno guardato le gare in tempo reale, proprio bello. Sì, dai, almeno è passata l'ansia, è passato tutto, dai. È fatto, come va. Anche a me è andata bene, mi sono divertito durante l'esposizione dell'itinerario, ora mi sento molto più sollevato e sì, sono fiero di me stesso. Mi fai un commento a caldo? L'ansia c'è stata, però è andato tutto bene. Con oggi, il 10 maggio, si chiude la prima giornata di questa fantastica gara nazionale che ha visto protagonisti gli studenti di varie scuole completare sia la prova progettuale che alcune parti di prove pratiche. Domani la giornata al cinema per un incontro anch'esso molto importante, pomeriggio altre attività e quindi avanti con la gara nazionale. Sono molto felice di come si sta svolgendo la gara, soprattutto perché ho sentito i ragazzi motivati, felici. Oggi hanno svolto la prova progettuale, ho sentito che era una prova all'altezza delle loro aspettative. La cosa che mi ha soddisfatto di più in questi giorni è vedere i loro sorrisi, vedere che ieri sera con l'inaugurazione hanno socializzato, stanno già progettando degli scambi fra scuole e vedere che il territorio ha risposto e ama il nostro istituto e desidera progettare dei percorsi significativi per i nostri ragazzi al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale e enogastronomico. Questa per me è la soddisfazione più grande. Un ringraziamento ai miei collaboratori, stretti collaboratori, al mio staff di presidenza. Non ho ancora avuto modo di ringraziarli. Stefano Trizzino, Andolfato Domenico e Cattaruzza Alfonso. Uno staff maschile con una dirigente femminile, direi una squadra che non si cambia. Siamo in attesa di partire con le dirette. Quando siamo arrivati sono venuti a prenderci, ci hanno portati subito a scuola per registrarci. Sono preparata tanti mesi, però l'ansia ci sta. Primo concorso, quindi. Dovremmo iniziare a minuti.
Un po' di ansia e di emozione. Un po' di ansia, ma quello ce l'abbiamo tutti. Stanotte ho dormito non benissimo, ma Sono rimasto sveglio fino a tarda notte, devo passare. Abbiamo cominciato ad ambientarci, a conoscerci tra di noi e quindi comunque l'ansia un pochino si è attenuata, possiamo dire. oggi si cucina tanto. Trota cotta a bassa temperatura. Ieri ho fatto la prova progettuale, oggi farò le prove pratiche. Ho fatto la prova di inglese e la prova di sommelier. Mi manca quella della mise en place e quella del bar. Com'è andata? Bene, dai, stiamo spaccando. La prova di bar l'ho già fatta, ho fatto un cocktail Bacardi, mi rimane solamente la prova di sommelier da eseguire. Ho preparato un Irish Coffee al bar, direi che è andato molto bene. Poi ho fatto il roleplay in inglese, un po' meno però ci siamo. Mentre la prova di sala è andata, secondo me, benissimo. È una bella esperienza, comunque ti aiuta anche a crescere e a maturare. Ma tutto sommato tranquillo. Credo che andrà bene. Meglio di come speravo, quindi. Ho scelto l'alberghiero perché sapevo che era una scuola che si basava più sul pratico che sul teorico. A me piace fare l'alberghiero perché quando mi metto a cucinare entro in un mondo un po' astratto, quindi mi isolo da tutto ciò che sta fuori. Mi sono trovato bene, vado bene. Penso di aver trovato la mia strada. Io ho scelto l'alberghiero una settimana prima di finire la scuola delle medie e penso sia stata una bellissima scelta perché mi sono subito trovato bene fin dalla prima esperienza lavorativa con i clienti. È una scuola che se vuoi fare questo settore io sceglierei. Penso che tutti i ragazzi che sono qui oggi amano la mixology o comunque la sommelierie tanto quanto me. Quando entri là dentro sei super agitato perché comunque è una cosa nuova, cioè non te l'aspetti. È sicuramente stata una bellissima esperienza, un grandissimo bagaglio da portare a casa, al di là del risultato. Diciamo che la prova pratica è andata bene, dai. Perché all'inizio non volevo proprio nemmeno partire perché mi sentivo tipo costretta a venire, però alla fine mi sono ricreduta. Vedo un paio agitati, ma comunque quando escono li vedo abbastanza tranquilli e felici, quindi si rilassano dopo che riescono a fare le prove. E diciamo che la tensione ovviamente c'era, soprattutto per la parte pratica. È stato un po' ansioso all'inizio, ma poi sono stati molto gentili tutti. Benissimo. Ho fatto tutte le prove pratiche. Sì? È tutto bene. Mi ha detto che sono stato bravo, soprattutto in sommelierie, che mi ha detto che è stato uno dei migliori di questa giornata. E tutte le altre due prove andate tutte bene. Sei convinto di aver vinto? No. Stiamo finendo il secondo giorno, continuiamo a correre e ci divertiamo anche. Sono 2 giorni che corriamo senza sosta. Si respira un po' di aria di tensione, però di tensione buona, ecco, vediamo l'emozione negli occhi dei ragazzi e sì, cerchiamo comunque di tranquillizzarli. In partenza? No, non ancora, solo preparazione per aver finito la prova pratica. Com'è andata? Bene, bene. Questa gara nazionale è fantastica, cioè è ricca di entusiasmo, ho trovato colleghi di tutta Italia entusiasti di conoscere il nostro territorio, disponibili, aperti, accoglienti, come loro d'altronde hanno trovato accoglienti noi.
I ragazzi sono carichi, sono emozionati, condividono le amicizie, i saperi, e quindi c'è un clima veramente festoso e di gioia. Gran lavoro, però tanta soddisfazione, quindi evviva tutte le gare nazionali. Livello di gradimento delle nostre escursioni, che a quanto sembra è molto alto. Oggi abbiamo avuto il piacere di portare una parte delle delegazioni a conoscere quello che il territorio di Vittorio Veneto, in particolar modo nei 2 centri storici di Serravalle e Ceneda, possono offrire. Devo dire che c'è una grande soddisfazione negli animi, sia da parte dei docenti che dei nostri alunni, che nella giornata di oggi hanno valorizzato il patrimonio culturale che noi abbiamo. Ho scoperto che i nostri docenti, le nostre delegazioni sono veramente esterrefatti dalla bellezza di quello che un piccolo centro, una grande città, ma un piccolo centro come Serravalle e Ceneda può offrir loro. Qui ci troviamo ad esempio all'interno del fantastico Palazzo Minuccio Minucci, abbiamo visitato il Museo del Cenedese, abbiamo visitato l'Oratorio dei Battuti, dopo andiamo al Museo della Battaglia. I ragazzi hanno fatto da guida e hanno fatto un lavoro eccellente, e questo dimostra come la scuola c'è, la scuola dà veramente delle bellissime competenze, forma questi ragazzi in modo così completo per poter poi esprimere a sua volta in un futuro quello che è il patrimonio che il nostro territorio ha, che è un qualcosa di eccezionale. È stata un misto tra il andare fuori di testa per organizzarla, ma anche il divertimento, perché comunque è un'esperienza che non capita tutti quanti i giorni, quindi diciamo che il percorso è stato molto lungo, sudato, ma alla fine ha avuto i suoi effetti desiderati. Una giornata interessantissima, a parte che l'organizzazione è stata ineccepibile, impeccabile dal primo giorno. Oggi chiudiamo, siamo un po' stanchi, un po' emozionati per stasera, però devo dire grande interesse fino all'ultimo giorno. Complimenti a tutti. Per questa sera sicuramente tutti quanti saremo pronti e ovviamente speriamo che vada il meglio possibile, perché per chiudere un evento così perfetto bisogna fare il finale al meglio delle possibilità. Bene, siamo arrivati al momento clou della serata, nel senso che dopo aver goduto di quanto è uscito dalla cucina e decisamente i piatti che abbiamo assaggiato sono stati tutti molto deliziosi e decisamente interessanti, anche l'ultimo, che è il piatto che ha decretato la vincita del Beltrame nella gara dello scorso anno. Direi di cominciare a procedere con le premiazioni. Quindi si entra nel vivo appunto della gara, dei risultati della gara, quindi i terzi premi, i secondi premi, i primi premi rispettivamente appunto sala accoglienza e cucina, e infine poi ci sarà la scuola che accoglierà il testimone dal Beltrame e avrà il compito il prossimo anno di organizzare un evento come questo. Per cui io direi di iniziare con i terzi premi. E iniziamo con il terzo premio di accoglienza turistica. Chiamerei sul palco la padrona di casa, la signora Ivana Colomban, in questo caso i premi cominciano a essere più di uno, e Pierfrancesco Contarini, che è il presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori.
Le ragazze adesso vi consegneranno i premi alla vostra volta da consegnare al vincitore, e per la gara la gara nazionale nelle scuole alberghiere, il terzo premio di accoglienza turistica, abbiamo una scuola che vince, che è il Giuseppe Maffioli, e abbiamo una ragazza che vince, Elisa Vendri. Elisa sta arrivando. Congratulazioni Elisa. Bene, un bel risultato quello che abbiamo raggiunto. Come ti senti? Molto emozionata. Vero? Sì. Soddisfatta? Molto soddisfatta di me. Sì. Bene, quindi come accoglienza turistica? Ringrazio sicuramente la mia scuola, il mio professore di accoglienza turistica e tutti quelli che mi hanno sostenuto a fare questa gara comunque. Bene, allora riceverai il premio appunto dalla nostra Ivana Colomban, che è una targa, e da Pierfrancesco Contarini un trolley, giustamente, essendo tu una viaggiatrice. Tengo io il microfono. Grazie mille, grazie, recupero, grazie ancora. Bene, abbiamo la sala adesso, la sala che verrà premiata, il terzo premio. Anche in questo caso ci sarà una targa alla scuola, che verrà consegnata da Giovanni Follador, che è il presidente dell'Umpli Veneto. E sempre Pierfrancesco Contarini, che è il presidente dell'associazione Gli Esolana Belgratori, che consegnerà una valigetta del sommelier con l'attrezzatura del servizio per il vino. La rapisco questa sera. Allora, abbiamo un altro istituto, si cambia di regione, si cambia di provincia. L'istituto è il Bonaldo Stringer di Udine. E Marco Buttignol è il vincitore, che si vede premiato come... Buonasera a tutti. Eccoti Marco, terzo premio della sala. Sono molto contento di aver vinto questo premio. Ringrazio i professori che mi hanno seguito e tutti i ragazzi in cui ho fatto amicizia questi giorni, che anche mi hanno supportato un po'. Supportato o sopportato? Supportato e anche sopportato. Ti abbiamo visto nei video, eri molto emozionato ma anche molto determinato. Sì, ero molto emozionato essendo anche il mio primo concorso. Bene. E è stata un'esperienza magnifica. Bene. E non pensavo di arrivare a questo punto. Chi ben comincia a metà dell'opera, i premi. Congratulazioni. Grazie. Grazie ancora complimenti a Marco. L'abbiamo visto prima nel video mandati dalla regia durante la nostra cena e si vedeva, era preparato, determinato. È bello leggere negli occhi questa voglia e questa forza e poi riscontrarla. Ora andiamo in cucina. Abbiamo il terzo premio di cucina, abbiamo sempre una targa che verrà consegnata da Fiorangela Giampaolo Gallo, che è dirigente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la dottoressa Fiorangela Giampaolo Gallo, che salirà qui, e per l'azienda Zwilling Ballarini Roberto Alberti. Ci sarà una targa appunto e un set di casseruole e padelle, giustamente stiamo parlando della cucina. Allora, siamo a Stresa, mi pare che questo istituto abbia già manifestato insomma delle eccellenze, e in cucina abbiamo, il nome non ce l'ho ma il cognome sì, si chiama Bacchetta.
È proprio vero che chi ben comincia a metà dell'opera. Ti sei abituato al podio? Sì, grazie mille, è stata una bellissima esperienza. Volevo ringraziare anche i professori che mi hanno seguito, in particolare il professor Iorio che mi ha supportato e sopportato. Grazie mille a tutti. Bene, perché senza, dai pure a me, grazie, senza il supporto dei docenti è difficile che i ragazzi riescano ad esprimersi a questi livelli. Grazie davvero e ancora complimenti. Facciamo una foto anche con il nostro Roberto Alberti, sempre qui se è possibile su questo spazio, poi della regia mi sgridano. Quelle borse sono comodissime, te lo dico per esperienza. Un applauso al nostro duplice vincitore. Secondo i premi, stiamo entrando nel clou della gara. Secondo premio abbiamo nuovamente l'accoglienza turistica, abbiamo sempre una targa che verrà consegnata dalla dottoressa Barbara Sardella. E abbiamo un astuccio con una penna stilografica che verrà consegnata sempre da Pierfrancesco Contarini. Allora, abbiamo un altro istituto, cominciamo a diversificare un pochino gli istituti che sono arrivati al podio. Quindi per l'accoglienza turistica il secondo premio viene vinto dall'istituto Vincenzo Gioberti. E Irina Sbaraglia è la vincitrice. Ciao. Buonasera. Come ti senti? Male, malissimo. No, dovresti stare bene, benissimo. Allora, sei brava. Grazie. E non devi tremare così. E qui i nostri amici sono qui per dimostrarti quanto brava sei. Grazie mille a tutti. Ringrazio la mia prof di accoglienza che purtroppo non è potuta Puoi venire venire? con me, e ringrazio i miei professori che mi hanno supportato durante questa esperienza. Bene, porti a casa un po' di noi, anche i tuoi professori, prego. Il secondo premio premiamo appunto la sala, premia con una targa alla scuola Antonella Uliana, l'assessore alla cultura di Vittorio Veneto, e abbiamo sempre il nostro Pierfrancesco Contarini che dovrebbe rimanere qui vicino a me, mi sa tanto. La targa alla scuola e una valigetta con attrezzatura con coltello, perché stiamo entrando appunto nella sala ed è comunque uno strumento importante che serve. Ritorniamo nel Veneto, abbiamo l'istituto Giuseppe Maffioli ed è Giacomo Mondin lo studente che si laurea al secondo posto. Ci stiamo abituando a te, mi sembra. Bene, secondo premio. Ma io di così non potevo andare. Vero? Quello di sommelier è questo. Cioè, quindi i tuoi sogni si stanno realizzando anche in questo. Certo, ovvio. Bene. Vuoi ringraziare? Certo, voglio ringraziare la mia prof che è qui seduta a tavola. Se vuole venire in cima e facciamo una foto. Dai, facciamo venire anche la prof, così facciamo una foto. Intanto io mi sposto, così riceverai la targa che è una targa che va alla scuola, e mentre la valigetta con l'attrezzatura è un premio
che è tuo. Posso darti una mano? Complimenti. Tengo il microfono in attesa della... Prego. Che così riusciamo a fare... Aspetta che facciamo... È arrivata proprio, così facciamo una foto lì vicino con il nostro... Dove è scoppato? No, tieni i premi in mano. Ok? Che è la targa della scuola. Grazie. E ancora congratulazioni. Grazie mille, professoressa. Bene, secondo premio si torna in cucina. In cucina abbiamo sempre una targa alla scuola, che in questo caso viene consegnato dalla dottoressa Antonella Caldara, che è l'assessore dell'istruzione del comune di Vittorio Veneto. E poi abbiamo uno strumento di cottura molto particolare, che è in ghisa smaltata, è una staub, che viene consegnata dalla dottoressa Alessia Gornissi Balstrini di Ballerini Zwilling. Lasciamo la targa all'assessore e la casseruola, che è decisamente un bell'impegno, ad Alessia. Bene, allora siamo a Giulianova. L'istituto è il Vincenzo Coroncetti e il Cerulli, e Matteo Mazzocchiti è il vincitore. Grazie. Ci tengo particolarmente a ringraziare il mio professore. Dov'è? In fondo, saluto. Fondo in fondo? Ah, eccolo, grazie mille, prof. Ringrazio soprattutto anche tutta la mia scuola e tutta la classe che mi sopportano da un po' di mesi. Sono emozionatissimo, non me l'aspettavo per niente. Grazie mille. Posso dire che non si notava? Bene, grazie. Ancora congratulazioni, Matteo. Facciamo una foto anche con Alessia. Attenzione che pesa molto. Dopo consegniamo a Matteo anche la borsa, che è importante per sopportare. In attesa, una piccola pausa prima di decretare i vincitori, i numeri 1 del podio e poi la scuola, io vorrei che i ragazzi che avete visto questa sera, che avete visto nel video, che sono in cucina, che sono in sala, passassero qui davanti a noi per ricevere un grandissimo applauso, e quindi tutti i ragazzi di cucina, di sala e di accoglienza, in modo da almeno ricordare i loro sguardi, i loro sorrisi, i loro volti. Sfilate pure sul podio, è una sorta di podio, in modo tale che gli amici che sono in sala vi possano vedere. Come vedete sono tantissimi perché per ottenere i risultati che abbiamo potuto degustare insieme questa sera, vivere insieme questa sera, ci vuole quasi una persona per ospite. E i nostri ragazzi, buonasera, ci stanno dimostrando, andate pure avanti, anche voi di cucina, un applauso anche ai ragazzi di cucina che sono sempre più nascosti.
Un applauso. Più che una brigata è una squadra. Chiamati. Vediamo se riescono ad arrivare anche i ragazzi dell'accoglienza, oltre ai ragazzi di sala e di cucina. Ah, ecco, quindi erano dietro, mi sembrava infatti di averli visti, ma... E anche i loro insegnanti, giustamente, che in questi giorni, nello specifico e in particolare tutte le settimane che sono state necessarie per la realizzazione di un evento come questo, sono qui a dimostrare che insieme si fa decisamente la differenza. Ed ecco anche i prof. Una pausa ancora grande. Mi dicono di fare un saluto, ma io devo salutare prima e ringraziare tutta questa brigata, a partire dalla professoressa Cavasin, che abbiamo collaborato in modo straordinario. Grazie a Domenico, grazie a Nicola, grazie a mio fratello Giuseppe, che è un braccio destro di più. Ma grazie a tutti, soprattutto a tutti, per l'opportunità e per la grande vittoria che anche quest'anno ci ha coronato. E grazie a tutti anche da parte mia. Siamo senza voce, abbiamo lavorato tanto, siamo felicissimi di avervi qui e speriamo che la serata sia andata strepitosamente bene. Decisamente. Bene, vi ringraziamo ancora di tutto quello che avete fatto per noi e grazie davvero di aver donato il vostro tempo e le vostre energie per un evento come questo. E come potete vedere, come si diceva oggi, si tratta di lavorare in gruppo e ogni singola persona dà il massimo di se stesso per raggiungere i risultati che abbiamo visto questa sera. Grazie ancora. Bene, ora mentre i nostri ragazzi lentamente ritornano, perché ancora per loro la serata non è finita, iniziamo proprio nel clou della serata, in quanto si tratta di premiare i vincitori.
Dovremmo esserci tutti, dovrebbero esserci tutti i premi. Allora, primo premio, che poi il podio non è sempre una cosa molto ambita, esatto, è sempre un obiettivo molto ambito, però i secondi e i terzi in realtà non sono persone che hanno dato di meno, sono persone che possono imparare ancora di più da chi è arrivato prima e viceversa. Il podio non è un piedestallo, scendere a un piedestallo significa farsi male, scendere nell'eventualità o salire un podio significa avere competenze maggiori ed è quello che abbiamo visto noi questa sera con i nostri ragazzi. E quindi abbiamo un primo premio di accoglienza e abbiamo nuovamente una targa che viene consegnata dalla dottoressa Barbara Sardella. Abbiamo sempre Pier Francesco Contarini per un secondo premio che è un tablet e poi abbiamo il docente Domenico Addolfatto che anche lui porterà un terzo premio perché è un crescendo poi, no? In quantità. Allora, vediamo se arriva il nostro Domenico, ma forse è occupato in cucina. Aspettiamo un secondo che arriva anche lui. Emozionante, vero? Arrivare alla fine è decisamente emozionante. Assolutamente, penso soprattutto per i ragazzi, insomma, che hanno investito tanto e quindi è giusto, insomma, questo riconoscimento al loro lavoro. Assolutamente, veramente un complimenti perché si vede anche la spontaneità e quanto abbiano, come dire, gioito anche nel realizzare questa kermesse, insomma, di oggi, quindi è stata impegnativa. Penso parecchio, insomma, si vede. Peraltro era una gara molto innovativa, i stessi ragazzi hanno detto che insomma è stata faticosa, però insomma alla fine credo che la soddisfazione sia tanta. Insomma. Anche per gli obiettivi appunto che via via stiamo svelando che hanno raggiunto. Allora, mi pare che ci siamo tutti per la consegna del premio. L'istituto è un istituto della provincia di Verona. L'istituto è Luigi Carnacina di Bardolino e lo studente che si aggiudica il primo premio è Matteo Ballarini. Grazie a tutti. Non me l'aspettavo di sicuro, sinceramente. Hai un sorriso? Sono le orecchie. Sono un po' emozionato. Il tuo prof? Teniamo il microfono? No, mi dicevano di chiamare anche il prof che ti possa aiutare a portare giù i premi. Sì, al momento c'è il professore di cucina. Chiamiamo il tuo professore di cucina. Il professor Forgia, se vuole venire su sul palco. Bene. Il dirigente, se c'è. E anche il dirigente, se vuole venire su. Grazie mille. Bene, allora, come ti senti? Molto emozionato, sinceramente, non so che parole utilizzare, però devo dire grazie a tutti i miei professori, anche al professore di cucina qua, perché nonostante non sia un mio professore, comunque mi è sempre stato vicino anche in questo viaggio, insomma. E devo dire grazie ai miei docenti di lingua e anche al mio insegnante di accoglienza, che sicuramente mi starà guardando in questo momento, quindi grazie a tutti, veramente. Prof. Eccoci. Io volevo ringraziare intanto per l'organizzazione della scuola. Volevo ringraziare i ragazzi, almeno i miei, perché sono stati bravissimi. Si sono addormentati tardi per studiare, si sono svegliati presto per venire alle varie attività, li ho visti pronti a scuola, ho visto i loro lavori, quindi accompagnarli è stato un piacere. Quindi ringrazio davvero tutta l'organizzazione, ringrazio il dirigente che è qui con noi questa sera e Bene. Grazie. Bene, quindi è l'Istituto Luigi Carnacina Bardolino, di Luigi Carnacina di Bardolino e Matteo Ballarini che vincono il premio di accoglienza turistica. Grazie ancora.
Io mi sposto per le foto. Bene, buonasera, mi permetto di interrompervi un paio di minuti. Allora, quest'anno io in questo momento, oltre che in qualche modo essere operativo qui a scuola, rappresento la Fondazione Bruno Brunello, ok? Di cui da 1 anno e mezzo sono presidente. Okay? Allora, molti di voi conosceranno già questa figura, altri ne hanno sentito parlare, altri magari non hanno minimamente in mente di chi sia questo genio di fatto della scuola, sicuramente della scuola del Veneto, sicuramente della scuola trevigiana e non solo. Vi ruberò veramente un paio di minuti per tentare di descrivere questo mostro, nel senso buono, della didattica, della pedagogia e di tante altre cose. Allora, Brunello in un certo senso è stato l'ideatore di un sacco di progetti didattici con ricadute pedagogiche molto potenti, ok? È stato il docente che è riuscito in maniera, come dire, sublime a creare prima l'Istituto Alberghiero di Castelfranco, il Maffioli, poi ha dato sede a questa scuola che a suo tempo era una sede staccata, che poi nel tempo è diventata autonoma, e non ultimo l'Istituto Alberini di Treviso, che ancora oggi è chiaramente attivo e anche tra i più grandi e più importanti a livello nazionale. È nata questa fondazione circa 3 anni fa, okay, per fare che cosa? Uno, per valorizzare la figura del preside Bruno Brunello nella sua genialità assoluta. Il preside nel tempo ha accumulato un archivio che è pazzesco, okay, di una serie di attività che di fatto ha creato. Fate conto che a Castelfranco si faceva l'alternanza scuola-lavoro negli anni 70, okay? È stato un po' l'esecutore del famoso progetto 92, insomma, e tante altre cose che magari, se avrete tempo e voglia, potremo insomma anche discutere in tal senso. L'altra cosa bella è che questa scuola, il Beltrame, che in questi giorni vi ha ospitato, nasce proprio con i primi ex allievi del Maffioli di Castelfranco. Quindi, come dire, per questo istituto, per i docenti che ancora oggi avete visto qui in sala, la figura del preside rappresenta proprio un momento storico non da poco. Io personalmente ci ho lavorato, mi commuovo perché è stata veramente come dire, una persona molto poliedrica, ok? Per un semplice motivo, secondo me, semplice tra virgolette. Lui aveva a cuore i ragazzi. Era un preside che per i propri docenti e per i propri studenti poteva fare qualsiasi cosa. Sottolineo qualsiasi cosa, ok? E proprio aveva in mente il concetto del network. Non a caso, sempre a sua firma, nasce il Consorzio Alberghieri del Veneto, nasceva la Rete Nazionale Istituti Alberghieri e una serie di altre attività. Chiaramente oggi sembra tutto scontato, tutto ovvio, però bisogna fare un salto indietro di 50 anni. Ecco, quindi proprio per questo motivo, per il valore che ha questo personaggio nel nostro ambito scolastico e per questi istituti, abbiamo deciso come fondazione di generare 3 borse di studio di 300 euro ciascuna, da dare ai primi 3 classificati, o meglio scusate, al primo classificato di ogni indirizzo, ecco, come diciamo gesto per in qualche modo far tesoro di questa diciamo esperienza. Ecco. Quando ho proposto questa iniziativa alla mia dirigente, da un lato mia dirigente, dall'altro anche presidente del Consorzio Alberghieri del Veneto, è stata accolta immediatamente e non da ultimo abbiamo ricevuto l'apprezzamento dei docenti, okay, che appunto hanno a suo tempo aperto questa scuola, con la lungimiranza del preside Bruno Brunello. Quindi nasce un po' qui il contributo. Poi in sala ci sono persone molto più, diciamo, autorevoli di me che potrebbero spendere delle parole sul appunto il professore, il preside, quello che era. Però credo che insomma chi è nella scuola in questo settore da almeno una decina d'anni, da 10 anni indietro, può sapere di chi stiamo parlando e di che contributo enorme è riuscito a dare nel nostro settore specifico.
Quindi grazie di nuovo e buon proseguimento. Grazie, bene, e quindi devi fare ulteriormente tesoro di questa tua esperienza, perché proprio sulle orme di un grande come Bruno Brunello verremo a leggere, seguiremo le tue orme da questo punto di vista. Grazie, grazie ancora, grazie a voi. Bene, io chiederei sempre a Pier Francesco Contarini di restare qui. Rimane anche Domenico, rimane anche appunto Pier Francesco Contarini. Chiamo la dottoressa Flaminia Giorda per consegnare appunto il secondo premio alla sala. Quindi una targa alla scuola, una valigetta con l'attrezzatura per il barman e Domenico consegnerà appunto la borsa di studio con le motivazioni che vi ha spiegato. Prego. Primo premio, sì, della sala. L'istituto, torniamo in Veneto, Recoaro di provincia di Vicenza, il Pellegrino Artusi si aggiudica il primo premio di sala e Elena Cortiana è colei che se l'aggiudica. Io direi di chiedere a un tuo professore, a un tuo dirigente se può salire, che ti do una mano a portare i premi. Se c'è qualcuno, eccolo qui. Allora, Elena, chiedo scusa. Dimmi, anche tu stai tremando e non stai respirando. Primo premio per la sala. Te lo aspettavi? No, per niente, sono emozionatissima. Grazie a tutti. Quali sono state le prove che hai così, insomma, che hai portato a termine in questi giorni e come ti sei sentita nel portarle a termine? Sono stata molto emozionata, è stata un'esperienza bellissima e ho conosciuto bellissime persone, quindi sono tanto contenta. Sei contaminata con i saperi degli altri. Cosa ti porterai a casa? Beh, sicuramente un'esperienza bellissima e spero di continuare a vincere. A fare tante esperienze. Bene, benissimo. Grazie bene. Grazie a voi. Abbiamo il dirigente, prego. Se vi avvicinate così potete fare una foto assieme. Guarda, tu adesso. Ok. Ancora congratulazioni Elena, ancora congratulazioni ai tuoi insegnanti e al dirigente della scuola che porta a casa questi premi. Bene. Non ci vediamo più. Bene. Abbiamo liberato il nostro Pier Francesco. Allora, siamo al primo premio di cucina, che l'ho scoperto poco fa perché non lo sapevo. Chi vince, vero preside, il primo premio di cucina avrà l'onere di organizzare il prossimo appuntamento fra un anno, la prossima gara. Quindi sapremo già dove potremo andare, come ci potremo contaminare e che esperienze potremo vivere. Abbiamo la targa alla scuola che verrà consegnata dalla dottoressa Mirella Nappa, che non c'è, e allora io, se mi consenti, chiamo la nostra preside, mitica preside, infaticabile. Siamo di cucina, quindi un premio importante è un set di coltelli con custodia che viene consegnato da Roberto Alberti. E infine abbiamo sempre Domenico, i testimonial della borsa di studio e del premio Bruno Brunello.
Certo, la dottoressa Merlo, se può raggiungerci qui sul palco. Eccola qui. Allora, è un momento molto emozionante, perché forse addirittura, Letizia, più emozionante del vincitore totale, perché grande sarà l'onere che si aggiudicherà questa scuola e grande sarà anche l'orgoglio di raccogliere il testimone e di porgerlo ad un futuro terzo vincitore. La scuola che si aggiudica il primo premio di cucina è la Giovanni Falcone di Giarre. Vince il premio Rosaria Grasso. Buonasera. Rosaria. Dai, respira. Sto respirando, grazie. Grazie mille a tutti. Un grazie speciale va alla mia scuola, che quest'anno mi ha permesso di raggiungere obiettivi che non avrei creduto possibili neanche un anno fa. E mi hanno supportato sia per tutta la preparazione, sia dal punto di vista anche sentimentale, perché non è facile. Una preparazione sentimentale è una preparazione importantissima. Esattamente. Sì, mi hanno supportato e mi hanno supportato tantissime persone, veramente, quindi li ringrazio tutti. Grazie mille. Qual è il piatto che hai realizzato? È stata una rivisitazione di un piatto unico che in Sicilia è da sempre considerato il piatto unico per eccellenza, ovvero la pasta e fagioli, a cui ho aggiunto, la parte mancante vegetale. E quindi, decisamente sarà questo il testimone da portare avanti. L'accogli dal Veneto, dove il fagiolo trova un suo motivo d'esistere, e lo porti in una terra meravigliosa. Ti chiederei di descrivere di più il tuo piatto, perché lo dici così e noi veneti ci immaginiamo la pasta e fagioli. Io ho avuto l'occasione di vedere la foto del suo piatto e anche di essere presente assieme a Fiorangela, Pierpaolo Gallo, casualmente al suo piatto. E a dire il vero, io i fagioli non ce li vedevo. Perché i fagioli non ce li vedevo? Allora, dal punto di vista dell'alimentazione delle linee guida, come diceva esplicitamente anche il bando, il 50% di un piatto unico dovrebbe essere vegetale, il 25% carboidrati e il 25% proteine. Io i fagioli ho deciso, ovviamente fanno parte del gruppo delle proteine, e ho deciso questa volta di frullarli e creare una sorta di vellutata, per questo non li vedeva chiaramente. Mentre per la parte del 25% dei carboidrati ho deciso di realizzare una pasta integrale, perché preferibilmente si utilizzano cereali integrali, mentre per tutto ciò che riguarda la parte vegetale ho utilizzato varie verdure come biete, cotte ovviamente in diversi modi, sbollentate, saltate con la soia, delle carote cotte pure in agrodolce, degli scalogni cotti in riduzione di vino e dei pomodorini tipici della nostra regione, i datterini di Comiso IGP, fiammeggiati al cannello. Come ingredienti principali del mio territorio ho portato il gambero rosso di Mazara, che è riconosciuto slow food, e il finocchietto selvatico che cresce sui fianchi dell'Etna. Grazie mille. E poi hai rovesciato da un pentolino di rame. Diciamo che il piatto è stato impreziosito dal gambero rosso di Mazara senza ombra di dubbio, ma ho deciso anche nella presentazione di utilizzare un metodo che utilizzano soprattutto le cucine più gourmet, ovvero fare una prima presentazione, ovvero del piatto, tutta la parte vegetale, la corona vegetale e il gambero rosso di Mazara, e poi in un secondo momento versare la pasta e fagioli condita con dell'olio al finocchietto davanti al cliente, in modo da avere questa doppia presentazione.
Bene, lo abbiamo detto anche durante il convegno, se vi avvicinate così potete fare una foto insieme. Quello che ha raccontato Rosaria non è un piatto, è cultura, è radici, è storia, è geografia, è economia, perché il presidio Slow Food, il prodotto IGP, sono tutte accortezze, sono tutti i valori che lei è riuscita appunto a rendere unici in un piatto, quindi un bando decisamente raggiunto. Consegnano gli altri premi. Brava, davvero molto molto brava. Grazie anche ai professori e ai dirigenti che hanno accompagnato Rosaria e che l'hanno seguita. Cosa c'è da dire? Rosaria è un vulcano. Adesso devi ricevere il premio dalla Ballarini. Sì, è quello che c'è su di noi. Noi siamo a Giarre e siamo vicino sotto l'Etna e lei è questo. La nostra dirigente era venuta ma è dovuta partire per un impegno scolastico e ora l'attende un anno di preparazione. Quindi vi aspettiamo tutti in Sicilia a un altro anno. Abbiamo capito che sarà un'edizione vulcanica della gara nazionale degli istituti alberghieri. Grazie, grazie ancora. E i premi, facciamo una foto vicino alla Ballarini. Ce l'abbiamo fatta. Bene, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa gara, di questa premiazione, di questa serata di gala. E io direi di chiamare Letizia. Allora, chiamiamo sul palco. Abbiamo la dottoressa Angela Colmellere, La dottoressa Barbara Sardella, la dottoressa Fiorangela Giampaolo Gallo, il sindaco Miatto del comune di Vittorio Veneto. Io rappresento anche il consorzio degli istituti alberghieri del Veneto e il presidente della Renaia Luigi Valentini. Ci siamo tutti. Perché adesso siamo a consegnare il premio per il miglior istituto alberghiero d'Italia che ha accumulato il maggior numero di punti complessivamente nelle 3 competizioni, quindi per l'accoglienza turistica, sala, bar e vendita e cucina. Allora, i premi che verranno consegnati saranno appunto una targa per il miglior istituto alberghiero d'Italia dell'edizione del 2023. Ci sarà una bellissima litografia realizzata dalla pittrice Gina Roma che è donata dal comune di Vittorio Veneto. Abbiamo un piatto realizzato dagli allievi del liceo artistico Grue di Castelli Teramo che consegna il presidente della Renaia. Il primo, là. E abbiamo una scultura artistica realizzata dall'artista ceramista Alessio Moras che è donata dal consorzio degli istituti alberghieri del Veneto. Anche l'artista anche aspettiamo, eccola qua. Mi pare che ci siamo tutti. Mi pare che ci siamo tutti. Allora, è il miglior... Sono senza voce anch'io, quindi faccio un pochino di fatica. Allora, il vincitore
miglior istituto alberghiero d'Italia con 235 punti è l'Istituto Maggia di Stresa. L'Istituto di Stresa che già si è distinto. Sul palco per la premiazione anche la capo ispettrice Giorda Flaminia, perché ho saltato una riga nella lettura dall'emozione e me la sono persa. L'Istituto Maggia di Stresa si è già aggiudicato nel corso di questa serata molti premi. Mi pare di capire che l'emozione è tanta. Quanto siete contenti? Quanto siete contenti, esatto. Tantissimo siamo contenti. E anche il nostro 85esimo anno, 1938-2023, quindi è fantastico festeggiare così. Grazie. Grazie a loro, grazie ai loro insegnanti che sono collegati a vedere la diretta, è più lunga di Sanremo. E grazie dopo a voi per abbiamo anche un l'organizzazione dopo premio, come il dopo impeccabile, Sanremo. stupenda. La targa la consegna la consigliere del ministro Angela Colmellere al dirigente scolastico. Grazie. E ancora complimenti. Noi facciamo da testimone. Perfetto. Il sindaco di Vittorio Veneto consegna una magnifica litografia dell'artista Corona. All'interno, apritela. Ecco, apritela. È scivolosa ma bella. È una litografia aprite. Che l'amministrazione comunale ha il piacere di consegnare quale premio per la scuola vincitrice, ed è una litografia intitolata Unione di Ceneda e Serravalle in Vittorio Veneto, realizzata dall'artista Gina Roma, che è nata a Tezze di Piave e Vazzola nel 1914 ed è scomparsa nel 2005 ad Oderzo, in occasione appunto realizzata del 120° anniversario dell'Unione dei Comuni di Ceneda e Serravalle a Vittorio Veneto, 1866-1986, a ricordo della città che ha ospitato la gara nazionale degli istituti alberghieri del 2023. Con i più sentiti complimenti per questo importante risultato, porge i migliori auguri per il buon proseguimento dell'attività didattica del vostro istituto, del vostro futuro professionale e dei vostri studenti. Consegna il premio Renaia il presidente ingegner Luigi Valentini al dirigente scolastico che non sa più dove mettere. Ok, perfetto. E anche io devo consegnare un premio a nome del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto, ma chiedo all'artista Moras di consegnare invece mia questo premio che rappresenta tutti e tre i percorsi all'interno dei nostri istituti. Abbiamo consegnato tutto? Beh, abbiamo consegnato tutto. Ancora un applauso all'Istituto Alberghiero Maggia di Stresa che con 235 punti si aggiudica quale la gara degli istituti alberghieri 2023, vincitore assoluto. Ecco, fate la foto anche. Benissimo. Grazie, grazie davvero.
Quella lì è la live. Mamma, è tutta per te questa. Bene, abbiamo un ultimo premio che non può che andare all'istituto che ha organizzato tutto questo. Quindi io chiamerei nuovamente Letizia, che è stravolta dalla stanchezza, ma dalla gioia soprattutto. Io credo che sia un'emozione infinita tutto quello che è accaduto in questi giorni e in questi mesi. È stata, come ha detto, il dietro le quinte, come ha detto un nostro assistente tecnico, è indescrivibile, però è bellissimo nello stesso tempo. Diciamo che ogni tanto bisogna essere un po' direttivi e poi anche accoglienti, ma io devo dire che ho dei docenti meravigliosi e quindi è tutto merito loro. Bene, un nuovo complimento dalla nostra dirigente Letizia al corpo docenti e ho sentito solo parole di profonda stima e di apprezzamento. Vorrei, è che non c'è, come si dice, il faro che illumina, l'occhio di ecco, ma in quel tavolo lì, nascosto, ci sono i senior non per età ma per ruolo della mia segreteria. E io sono felicissima che siano qui con noi perché loro lavorano dietro le quinte e non si vedono mai. E un ringraziamento anche ai miei assistenti tecnici e ai miei collaboratori scolastici e a tutti i docenti che si sono prestati anche a fare servizio di sicurezza oggi e anche a tutti i nostri sponsor. Non vi elenco perché siete tantissimi, ma grazie veramente dal profondo del mio cuore. Io chiamerei sul palco Alessia Gorni-Silvestrini, che ha un dono per te, per il tuo istituto, per l'impegno profuso per la realizzazione di questa gara nazionale, ineccepibile sotto tutti i punti di vista, ed è ovviamente quanto di meglio di attrezzatura si possa desiderare. State attenti, prof, sono armata. Questo me lo deve dare il presidente Valentini. I premi sono tanti, tenere a mente tutta la scaletta è complicato e quindi Presidente della Renaia. Beh, diciamo che è veramente un grande piacere poterti premiare questa sera perché il premio ce l'hai fatto tu a noi. Grazie. Siamo veramente grati per quello che hai fatto. Grazie. E quindi il minimo è un piccolo ricordo del piatto di Castelli da parte di Renaia. È proprio il minimo. Grazie. Grazie. Vorrei far osservare che il piatto che è stato realizzato e che è stato regalato anche al gruppo che ha vinto, al ragazzo che ha vinto il primo premio di cucina, presenta due loghi, il logo della Renaia e il logo della gara nazionale, e quindi è un piatto particolarmente prezioso, oltre a essere stato realizzato da degli studenti e quindi scuola che collabora con scuola, e questo è ancora più bello. Grazie infinite, Presidente. Sinergia. Arte per arte. Arte per arte. Direi che dovete mettervi qui per la parte della stellina. Letizia, non scappare. Vorremmo salutare. Ah, sì.
Una piccola riflessione prima di salutarvi su quello che è stato detto prima con la vincitrice del piatto. Lei lo ha liquidato con 2 parole e in realtà ne è nato quasi un romanzo. E le storie di cucina dovrebbero avere sempre delle belle parole per essere raccontate, perché le storie di cucina non raccontano solo un piatto che potrebbe essere così semplicemente un insieme di ingredienti e un po' di procedimento più o meno complesso, ma le storie di cucina raccontano le persone, le notti, la fatica, le ispirazioni, i luoghi dove queste storie nascono e anche ovviamente chi le porta a termine. E sono un po' le storie che vi abbiamo raccontato questa sera, perché ogni storia di cucina deve trovare il giusto palcoscenico per essere raccontata. Sì, io penso che i nostri istituti abbiano il compito più che di raccontare, di ascoltare quelle che sono le esigenze dei nostri studenti quando arrivano, di capire quali sono le loro visioni del futuro e spesso non ne hanno, e aiutarli a disegnarle in maniera che possano tracciare quella che è la loro strada. Loro che sono le eccellenze, ma anche tanti altri nostri studenti che ci sono a scuola e che hanno delle difficoltà, ma che nelle loro difficoltà riescono a diventare comunque delle eccellenze perché fanno dei progressi incredibili. E credo che come la cucina è passione, la scuola sia passione. E chi insegna, chi lavora nella scuola deve, come dire, sentire dentro di sé la voglia di dare qualcosa agli altri, per veder crescere gli altri, per condurli in avanti. E tutto il resto si narra da solo, nel senso che se si raggiungono poi degli obiettivi sono loro che parlano. Grazie mille a tutti, ringrazio tutti gli ospiti che sono qui, tutti i ragazzi, i miei colleghi dirigenti, anche quelli che non sono qui con noi oggi perché hanno tanto da fare. Ringrazio anche la nostra presentatrice Anna Maria Pellegrino e ci vediamo l'anno prossimo a Giarre di sicuro per la gara nazionale degli istituti alberghieri e qui per la gara nazionale, il campionato nazionale di pasticceria che abbiamo vinto quest'anno e per il quale dovremmo organizzare la nazionale il prossimo anno. Ecco, quindi dico agli sponsor, non mollateci, siamo ancora qui. Grazie a tutti e una buona serata. Allora, mi sembra che dalla regia ci dicono un'altra cosa. Sì, vi rubiamo ancora un paio di minuti. Allora, invito i miei 2 colleghi, Alfonso Cataruzza e Stefano Trizzino, qui. Io vi dico già che probabilmente dovrò trovarmi un altro posto di lavoro, questo ve lo premetto, ok? Professor Cataruzza, venga. Sì. Allora, abbiamo pensato a un piccolissimo contributo che dura 1 minuto e 20, nel vero senso della parola. Quindi vi chiederei un attimo di silenzio anche in fondo, per cortesia. Preside, lei intanto si sieda, che è meglio. Ho sognato la mia dirigente che mi chiama in presidenza. Mi dice sei cambiato, cosa ti tormenta nella notte? Tu che alle 6 del mattino tu scrivi c'è un cambio di orario, tu che mi mandi in supplenza
violenza. Tu che mi affidi i progetti, tu che alla prima ora mi metti, tu che dici connettiti, su forza connettiti al collegio docenti. Santità Cavallini, sono molto contento, vorrei conoscerla al prossimo spettacolo, ci vediamo presto e suo devoto sempre, arrivederci Santità, salve.